Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi al canale del Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare, sempre a fantasia, un racconto di quando il Marietto Veneziano incontrò quella signora bionda che avevo visto dentro lo specchio quando avevo 4-5 anni con il capitano degli Alpini di Torino. Bene, vi porto in questa dimensione col pensiero. Noi eravamo in casa di questa signora e sua sorella guarda questa sorella, appunto, facciamo dei nomi a fantasia. Questa signora bionda che doveva insomma farmi del male si chiamava Simonetta e sua sorella si chiamava, nomi sempre a fantasia, Silvietta. E a un certo punto la Silvietta dice alla sorella, ma non gli ha detto niente lui? Facendo segno verso il Marietto, e il Marietto ero io chiaramente, e la sorella gli dice di no. Al che vedo che la sorella, la Silvietta, insomma, restava un pochettino sulle sue, perché era un po', come si suol dire, della serie dovresti dirgli chi sei, guardando la Simonetta verso di me, no? Cioè voleva che lei, la Simonetta, spiegasse chi era veramente nei miei confronti. È solo che la Simonetta non voleva. Al che la Silvietta dice, adesso glielo spieghiamo chi sei. Il vostro Marietto avrà avuto 21-22 anni, era come al solito un po' tontolone, e quindi non è che capiva sempre le cose al volo, era un po' duretto di comprendonio. E allora queste due sorelle si propongono di farmi capire chi era la Simonetta, e quindi mi fanno un gioco. Adesso ti facciamo un gioco. Facciamo entrare la Simonetta nella sua stanza e dopo facciamo entrare te e vediamo se riesci a capire chi è la Simonetta. A che il vostro Marietto dice, boh, vabbè. Però prima cosa fa il vostro Marietto? Entra nella stanza, controlla la stanza che dava su un terrazzo e su questo terrazzo c'era fuori, dava su come si dice, un piazzale, e in questo piazzale c'era un albero. Quindi il Marietto era su questa stanza, fuori sul balcone che dava su un piazzale con un albero, guarda la situazione e rientra e dice ok, va bene, fatemi vedere chi è questa benedetta Simonetta. Sapete, io l'ho preso come uno scherzo, come un gioco, no? Quindi cosa succede? Io esco dalla stanza, la Silvietta fa entrare la Simonetta, chiudono la porta, erano quelle porte, sapete, con quel vetro un po' zigrinato, no? E quindi la Silvietta mi dice aspetta, e mi dice adesso rientra e guarda un po' dov'è la Simonetta, se la riesce a trovare. Anche il vostro Marietto, sapete che è sempre un po' tontolone e certe cose non le capisce al volo, entra e questa stanzetta che sarà stata 14 metri quadrati non trova nessuno. Allora ha pensato, a Simonetta si sarà nascosta nel terrazzo, sarà uscita, e mentre passa attorno a questi due letti, perché era la stanza sia della Simonetta che della Silvietta, vede per terra un bastone che prima non c'era. E ho pensato, strano, prima qui c'era il corridoio, il passaggio è libero, adesso c'è per terra un bastone. Va nel balcone e non vede più la Simonetta, cioè praticamente la Simonetta è entrata in quella stanza e non c'era più, no? Anche il vostro Marietto si volta, guarda in giro ancora la stanza, non trova niente, guarda, ritorna fuori nel balcone, pensa è impossibile che si sia calata dal terrazzo, vabbè che siamo praticamente al primo piano, ma non può essere saltata sull'albero perché è un po' distante, e quindi qui ci deve essere una porta d'uscita nascosta. Cerca nei muri, negli armadi e non trova la Simonetta. Però mentre sta cercando di ritornare dove vede il bastone, dove c'era appoggiato il bastone, vede che questo bastone è diventato un serpente. Cioè praticamente il vostro Marietto pensa, cavoli, prima sono passato a fianco un bastone ma era un serpente. Subito mi metto a gridare come un ossesso, scappo fuori nel terrazzo e grido alla Silvietta che era fuori dalla porta della stanza di chiamare la protezione animali, che dalla stanza, praticamente che dal terrazzo, era entrato un serpente che molto probabilmente si era innalzato tramite l'albero. E la Silvietta
diceva no, 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 non lo chiamo, non lo chiamo. Io chiaramente sono saltato sui letti e sono uscito dalla porta col cuore a mille, ero spaventatissimo perché praticamente ho visto questo boa, questo serpente immenso che è apparso all'improvviso e prima non c'era. E quindi ho pensato, dai, qui dobbiamo chiamare per forza la protezione animale. La Silvietta invece era tranquillissima e mi guarda e mi dice, ma non hai ancora capito? Io la guardo tutto spaventato perché questa aveva un serpente nella stanza, la Simonetta era sparita, c'era questo serpente che molto probabilmente era salito dall'albero e si era calato poi nel terrazzo, la Simonetta era sparita in qualche porta segreta e questa era tranquilla come se bevesse un caffè. Io la guardo e dico, ma non sei spaventata? Abbiamo di là un boa molto probabilmente, la Simonetta è sparita e tu sei così tranquilla, ma come mai? Lei mi guarda e mi dice, adesso aspetta. Guarda, mi porta davanti alla porta, lei dice, Simonetta, esci! Cosa succede in quel momento che lei dice? Io vedo nel vetro zigrinato la sagoma della Simonetta che si riforma, apre la porta, esce la Simonetta col suo fare tranquillissimo, sapete era una persona molto tranquilla, non parlava quasi mai, e io entro, quando me la trovo davanti con la porta aperta gli dico, senti ma non hai paura del pitone, del boa che c'è lì in camera tua? Lei dice, ma di quale pitone stai parlando? Di quale serpente? Io entro nella stanza a guardare dove era prima e non c'era più. La Silvietta mi guarda e mi dice, ma non hai ancora capito? Io resto di stucco, dico, ma dove è andato a finire? Vado fuori nel terrazzo a vedere se il boa, il pitone, era scappato o era nel piazzale e il pitone non c'era più. Allora, cari amici, come al solito questo è un racconto di fantasia. I nomi, chiaramente Simonetta e Silvia, sono nomi a fantasia, no? Ed è un racconto di fantasia. Come al solito non dovete credere nulla di quello che vi dice il vostro marietto veneziano, però questo è un racconto che è così. Quindi, cari amici, vi parlerò ancora più avanti di questa signora che si chiama Simonetta e vi racconterò chi era veramente. Quindi vi aspetto nella prossima pillola per aggiornarvi sul racconto a fantastici del vostro marietto veneziano. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda o del marietto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, Facebook, Twitter e quant'altro, e anche Telegram. Grazie cari amici e alla prossima!